Vicepresidente della Regione Mariella Lobella d'Agrigento, all'IRSAP si apre una serie di incontri che si terranno poi in tutte le altre parti della Regione per parlare di bandi europei, un'opportunità per le imprese, per il territorio, per i lavoratori. Da considerare fatto positivo che la zona agrigentina registra Unioncamere ha dei dati positivi a livello di imprese. Sì, questo è un momento che abbiamo voluto iniziare, quello dell'informazione sui bandi europei, l'abbiamo voluto iniziare proprio da qui, da Agrigento e dal luogo delle imprese. Nelle aree ASI che normalmente vengono descritte come cattedrali nel deserto, noi vogliamo offrire proprio da un posto come questo l'opportunità della conoscenza e dell'informazione. Siamo di fronte alla nuova programmazione, abbiamo sugli obiettivi tematici che riguardano l'assessorato attività produttive, abbiamo 24 bandi, quasi tutti sono a sportello, quindi verranno offerte la possibilità ai giovani che vogliono fare imprese, alle imprese che vogliono diversificare le loro produzioni, ma soprattutto sotto una sorta di comune denominatore che deve essere quello dell'innovazione. Innovare significa competere, la competitività delle nostre imprese deve essere il primo obiettivo. Questi sono quella programmazione 2014-2020 e in particolare questi bandi hanno come destinatari le imprese già insediate ma anche i giovani e gli studi professionali. Noi siamo contenti di ospitare qui la prima tappa di questo tour informativo dell'assessore Lobello in quanto IRSAP. Mi piace chiamarlo così perché da oggi in poi è questo il nome reale che questa struttura avrà, considerato che le ASI sono in liquidazione e i commissari hanno solo il compito di alienare i beni che sono ancora vendibili per soddisfare i creditori. L'IRSAP da questo momento può svolgere quel servizio alle imprese che è proprio la mission per la quale nasce. E a proposito dei bandi, noi metteremo a disposizione di tutte le 11 ex aree ASI della Sicilia degli sportelli informativi che facciano da interfaccia con l'assessorato per poter realmente dare servizi alle imprese.